Le mie riflessioni avranno per destinatario anche chi presto mi succederà nelle funzioni di Presidente della Repubblica. Funzioni che sto per lasciare rassegnando le dimissioni. La corsa al Quirinale è iniziata da tempo, ma ora accelera. Il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno lo ha detto chiaro. Chi sarà il successore di Giorgio Napolitano? Dai 5 Stelle nessun nome. Ancora no. Stiamo ancora cercando di poter capire, sicuramente vi sarà un passaggio anche con i cittadini e con la rete. Noi siamo per gli strumenti condivisi e per la partecipazione. I nomi sono quelli che si leggono, quindi il sindaco di Torino, Piero Fassino, lo stesso Veltroni, anche Romano Prodi. Io aggiungerei anche per una conoscenza personale anche una figura autorevole come quella del sottosegretario di Stato Graziano Del Rio, sicuramente vicino al Premier ma persona che può garantire quell'essere sopra le parti che è il ruolo istituzionale del Presidente. Mi auguro che il futuro Presidente della Repubblica possa rappresentare davvero tutti. Quello che serve al nostro Paese è un profilo autorevole e internazionalmente riconosciuto, in grado di superare i troppi conflitti degli ultimi 20 anni. Così il senatore di Forza Italia Giovanni Piccoli. Una persona che non rappresenti la politica che ha prodotto il fallimento di questo Paese negli ultimi 20 anni. Forse la figura che dobbiamo cercare è un Sandro Pertini. Non sarà facile, ma il Movimento 5 Stelle farà il possibile per riuscire ad avere questa persona di questa etica e di questa moralità. Si fa presto a dire Pertini. Quando è stato eletto Pertini lo hanno fatto con calma, lo hanno fatto con tantissime ripetizioni di votazioni e alla fine hanno eletto uno dei presidenti più amati dagli italiani. Ecco, non facciamoci prendere dal panico.